Martedì 12 dicembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Come contrastare il racket anche con una legge che possa addirittura punire chi paga il pizzo? E poi ancora un grande ritorno, Eugenio Finardi in tour in Sicilia, l'avremo in collegamento fra poco. Prima le notizie, c'è un misterioso episodio avvenuto nella serata di ieri, nella tarda serata di ieri a Palermo. Un uomo investito da un tram in Corso dei Mille, vicino all'istituto alberghiero Piazza, e la vittima dell'incidente è rimasto incastrato purtroppo tra le rotaie e il muretto che costeggia i binari. È stato soccorso da un automobilista e trasportato in ospedale. Quando sono arrivati i soccorsi dell'AMAT, l'azienda dei trasporti palermitani, non hanno più trovato la persona ferita e ora si chiedono di dove sia andata a finire. Vedremo gli sviluppi di questa vicenda. Intanto ha fatto molto rumore l'inchiesta su sanità e politica a Trapani, un'inchiesta che si chiama Aspide, che prende proprio origine dalla ASP, l'azienda sanitaria provinciale, e ha svelato concorsi truccati, nomine pilotate, richieste sessuali addirittura per ottenere favori. 10 arrestati, fra questi anche la presidente del Consiglio Comunale di Trapani, che nella serata di ieri è stata sospesa con provvedimento della prefettura. Vediamo. Riferimenti e richieste sessuali espliciti da parte del direttore sanitario dell'ASP di Trapani, tutto intercettato dalle Fiamme Gialle in cambio del suo interessamento per il rinnovo della patente di guida speciale. È uno dei capitoli che si legge nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trapani, giudice Caterina Brignone, che riguarda l'inchiesta che ha provocato un terremoto nella sanità trapanese. L'inchiesta effettuata dalle Fiamme Gialle ha coinvolto 17 persone, 2 delle quali sono finite in carcere, tra queste Gioacchino Oddo. Quest'ultimo, nella qualità di direttore sanitario dell'ASP di Trapani, abusando del suo ruolo, avrebbe cercato di indurre Nunzia La Franca, pure coinvolta nell'inchiesta, ad intrattenere con lui una serie di rapporti sessuali in cambio del suo interessamento per il rinnovo della patente di guida speciale, velocizzando la pratica e le visite mediche. C'è anche questo nell'inchiesta delle Fiamme Gialle nell'ambito dell'operazione Aspide su appalti, nomine e presunti concorsi pilotati all'azienda sanitaria provinciale di Trapani. In carcere con Oddo è finita anche Giuseppa Messina per il suo ruolo di RUP in una procedura negoziale. Tra gli illeciti scoperti anche la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 da destinare ai reparti di terapia intensiva degli ospedali del Trapanese. 8 le persone domiciliari, tra cui Fabio Damiani, ex direttore generale dell'ASP, Antonella Federico per il suo doppio ruolo di dipendente Altea Italia e di responsabile di commesse dell'ATA su apparecchiature mediche che sarebbero risultate non conformi al capitolato d'appalto. Ai domiciliari anche l'imprenditore Giovanni Iacono Fullone, che avrebbe ricevuto informazioni su una procedura di gara, e il direttore dell'unità operativa complessa Centro Salute Globale Antonino Sparaco, che avrebbe ricevuto l'incarico grazie all'interessamento di Oddo, e poi ancora ai domiciliari per aver avuto informazioni su un concorso, un bando dell'ASP, anche Annalisa Bianco, attuale presidente del Consiglio Comunale di Trapani. Infine, indagati e posti domiciliari per l'omessa comunicazione di una positività al Covid il direttore sanitario di un laboratorio di analisi Bartolomeo Gisone e Alberto Adragna. Ancora si parla della mala bovida a Palermo, si cerca di correre ai ripari, ma la tensione resta alta. I residenti di via Lumia, dove sabato sera c'è stata una rissa con colpi di pistola sparati in aria, chiedono controlli che non si vedono, lamentano che l'indomani ancora non c'erano agenti nella zona. Da troppo tempo quell'area è terra di nessuno. Colpi di pistola in aria nel bel mezzo di una rissa, una serata che doveva trascorrere tra risate e spensieratezza e che invece stava per sfociare in tragedia. Il palcoscenico di questo nuovo episodio vergognoso e di degrado è Palermo. Siamo al centro del capoluogo, via La Lumia, zona di Movida. I residenti lamentano da tempo il caos che si crea nella zona affollata di locali, soprattutto nel weekend, e invitano le autorità cittadine ad affrontare il problema. Incontriamo proprio chi è proprietario di un noto locale in via La Lumia e ci racconta cosa è successo. La dinamica non è chiarissima, ovviamente gli inquirenti stanno analizzando i video, si presume che il tutto avvenga e abbia inizio più o meno a metà tra via Sella e via Mazzini.
poi ci si rende conto che la massa, chiaramente impaurita da questi colpi di pistola, viene verso l'incrocio, c'è un fuggi-fuggi tra via Quintino Sella in direzione via Libertà piuttosto che in direzione Borgo. Poi si vede questo folle, tra l'altro sembrerebbe proprio, non dico un minorenne ma quasi, che spara un altro colpo di pistola in aria, per fortuna in aria, e poi il video si interrompe. Triste, tristissimo ragazzi, non riusciamo più ad andare avanti in questa maniera. Nonostante quindi la control room e gli appelli alle istituzioni, la mala movida va ormai in scena quasi ogni settimana. Lo sconforto e la paura più grande è quella di vivere con angoscia la nostra attività, di chiudere e trovarci in mezzo a situazioni prima poco piacevoli, oggi drammatiche, perché quello che è avvenuto ragazzi è un dramma. Io lo definisco un dramma perché non si può uscire o tentare di fare una passeggiata con la propria famiglia e rischiare di prendersi un colpo di pistola, siamo alla follia. Adesso restiamo a Palermo perché è finita nuovamente nei guai la RAP, la società partecipata del comune incaricata della raccolta dei rifiuti. Un esposto rischia di fare saltare il concorso per 46 autisti. Infatti i nomi dei vincitori sarebbero già stati resi noti prima della pubblicazione delle graduatorie, secondo i ricorrenti. Vediamo. Non c'è pace nel sistema della raccolta dei rifiuti di Palermo e soprattutto per la RAP, la società per azioni in-house del comune di Palermo che si occupa dei rifiuti, che non riesce a trovare equilibrio. Finisce all'ANAC il concorso bandito dalla SPA del comune per l'assunzione di 46 autisti. Da parecchi mesi e durante il corso delle prove sarebbero circolati già i nomi di alcuni candidati che in effetti sarebbero poi risultati vincitori oppure idonei su circa 2000 partecipanti iniziali. Per queste ragioni alcuni candidati esclusi dal concorso hanno deciso di rivolgersi all'autorità anticorruzione nonché al giudice del lavoro, sollecitando una ispezione per accertare la regolarità del concorso ed eventualmente promuovendo una causa. Secondo i ricorrenti, oltre alla singolare coincidenza dei nominativi, sarebbero state violate in ogni caso le norme sulla trasparenza e i principi sulla pubblicità e sull'anonimato delle selezioni pubbliche. Un concorso che rischia dunque di finire gambe all'aria, con conseguenze gravi sul sistema di raccolta. Senza autisti niente differenziata e soprattutto immondizia per strada, e non basteranno neanche gli accordi sindacali. L'ultimo di questi accordi è stato firmato proprio oggi e prevede straordinari e rinunce alle ferie fino al 18 gennaio per coprire le carenze in organico proprio degli autisti ma anche dei netturbini. Problemi che si aggiungono agli ultimi 2 anni di guai e scandali, uno dietro l'altro. Si va da una discarica ancora non a regime alla settima vasca che non si riesce a ultimare, dalle denunce per violazione delle norme ambientali per l'abbancamento di rifiuti in area a margine della discarica, a quelle di alcuni dipendenti per furti di carburante e altri per assenteismo, con conseguenti ulteriori problemi di personale. Troppi beni confiscati di cui non si occupa nessuno. La Commissione Antimafia regionale vuole dare uno scossone a questo sistema ingolfato dalla burocrazia. Ieri se ne è discusso al Sigonella Inn, che è un hotel di lusso abbandonato, caso emblematico di questo tipo di gestione. Vediamo. Un hotel di lusso, 87 camere e piscina, proprio di fronte alla base NATO. Il Sigonella Inn dal 2016 è un albergo confiscato alla mafia. Da 2 anni gli ex dipendenti si sono costituiti in cooperativa per portare avanti il loro progetto. Il presidente è Giuseppe, che tra queste sale è praticamente cresciuto. Vogliamo gestire il bene per garantirci comunque un futuro anche migliore. Ma da 8 mesi la cooperativa attende inutilmente l'assegnazione del bene da parte dell'Agenzia dei Beni Confiscati, troppo lontana dai territori. 9.735 beni sottratti alla mafia in tutta Italia, di cui la metà si trovano in Sicilia. A Catania sono 729, ma oltre il 95% delle società finisce in liquidazione. Occorre dare uno scossone al sistema della gestione dei beni confiscati. Abbiamo troppi beni che sono a bagnomaria in una condizione in cui sostanzialmente nessuno se ne occupa. Tra le azioni concrete c'è l'accesso al finanziamento a tasso zero da parte dell'IRFIS. Il rischio è che mentre le società confiscate sono ridotte a pratiche sulla scrivania di qualche burocrate, quelle illegali fanno affari, come dimostrano le recenti inchieste sul racket del pizzo.
L'episodio di Confindustria Catania è un episodio clamoroso, c'è una condizione diciamo di adeguamento e di rassegnazione preoccupante. Un sistema che conosce bene la Filmcams CGIL, il settore che si occupa di terziario e servizi come turismo e commercio e che ha promosso l'iniziativa. Attività confiscate, attività che poi vengono rigestite, rimescolate e ridate magari senza una concezione naturale di legalità. Un circolo vizioso che può essere interrotto con nuove leggi che premino i progetti concreti e trasparenti. Vedremo se ci saranno queste nuove leggi. Intanto diamo la parola ad Angelo Gagliano per la rassegna stampa regionale. E allora cominciamo con la Sicilia di Catania, vediamo subito le prime notizie, eccole qua. La Corte Costituzionale sulle Camere di Commercio resiste alla mappa regionale, ecco chi vince e chi perde. All'interno ci sono praticamente tutte le notizie da approfondire. E poi ancora Catania, oltre le etichette, Tamaio, la ZES ha bisogno di una base regionale, il forum sullo sviluppo proprio delle zone diciamo, economiche, che adesso è diventata una zona economica unica, no? Nel sud Italia con il nuovo provvedimento del governo. I trasporti, ne abbiamo parlato ieri, treni, nuovo collegamento Agrigento-Punta Raisi, addio allo scalo dei tempi. E poi invece andiamo a vedere le due notizie principali. Si parla di rientro di cervelli e sono stati estesi gli sgravi. Il Parlamento chiede al governo di allentare la stretta, meno soldi al ponte. E l'altra notizia, chi l'ha visti? Eccola qui, la giornata delle persone scomparse, perché in Sicilia sono 3.366 casi nei primi 6 mesi del 2023. Triangolo delle Bermude nel Palermitano. Ma questa è una cosa incredibile, cioè sono più di 3.000 persone di cui non si sa più nulla. Assolutamente, c'è un approfondimento nelle pagine interne che spiega magari come cercare le persone. In Europa intanto c'è lo scontro sul MES, Meloni in trincea, la Schlein la attacca e poi case auto sempre più costose, spese insostenibili per gli italiani, manco a dirlo. A Trapani la cronaca, Gamberoni e Scampi in cambio di appalti, sanità, tutti i trucchi su nomine concorse. E poi c'è la svolta, così scrive la Sicilia, la figlia putativa di Messina Denaro, gli ho voluto bene, ora nuovo percorso. E poi il report della Criminal Poll, questo è un dato importante però che deve fare riflettere, 110 donne uccise in 9 mesi, aumentano gli ammonimenti. Questo è un dato davvero piuttosto difficile da digerire perché è incomprensibile. La Sicilia, torniamo alla notizia di prima pagina, è il primo limbo italiano con 3.366 persone svanite nel nulla. Il dato ministeriale relativo alle denunce presentate da gennaio, pensa, sino a giugno del 2023. Manca il resto dell'anno, cioè da luglio a dicembre. Poi ci sono una serie di regole, c'è un vademecum, ecco come cercare chi scompare. Quindi ci sono le indicazioni, cosa fare. Ma perché scompaiono? Alcuni sono allontanamenti volontari probabilmente, altri non si sa. Comunque in base alla legge del 12 novembre del 2012 si definisce persona scomparsa un individuo che si allontana dal proprio domicilio e di cui si ignora la sorte. E quindi insomma 3.366, tutto questo praticamente in 6 mesi, insomma da approfondire certamente, da cercare di capire ancora. E poi ancora la notizia che ha sconvolto il terremoto alla sanità di Trapani, appalti, nomine, concorsi, sanità con il trucco, 10 arresti, molestie sessuali all'ASP, ai domiciliari è finita la presidente del consiglio comunale Bianco e l'ex manager Damiani, anche Gamberoni e Scampi in cambio di voti. Ancora la notizia che riguarda la figlia dell'amante di Messina Denaro, da bambina gli ho voluto bene ma ho sbagliato e mi dissocio. Sì, però non ha risposto alle domande del GIP. Ma sarà una strategia ha dichiarato di essersi pentita di aver sbagliato, però non ha detto a chi portava i pizzini. Magari lo dirà più avanti, la nostra speranza è questa. Allora, vediamo un po'. Questa è una notizia che invece pesa sulle tasche. Case e automobili sempre più care, spese di condominio e bollette insostenibili per il 75,5% degli italiani e lunedì
ricorda la Sicilia, c'è l'IMU, e quindi insomma un bel balzello ancora. L'assicurazione RC è aumentata del 7,9% a ottobre, i consumatori, ciò farà ridurre gli acquisti di Natale. Insomma, c'è sempre un motivo perché si deve pagare, c'è da pagare. Allora, andiamo sulla pagina dedicata alla città di Catania, proprio dalla Sicilia, perché si parla di un summit per mediare la tregua. Il pentito Vinciguerra riferisce cosa accadde pochi giorni dopo la sparatoria di Viale Grimaldi, una sparatoria di cui ci siamo occupati diverse volte, dal tentativo di accordo con il fratello di Jimmy Miano all'incontro con i vecchi cappellotti. Questo è la ricostruzione fatta da Laura Di Stefano a pochi giorni dalla tragica sparatoria di Viale Grimaldi. Al 18 di Viale Grimaldi alcuni personaggi del Clan Cappello scesero in campo per trovare una soluzione temporanea che potesse scongiurare nuovi scontri a fuoco fra gli stessi cappellotti e anche esponenti dei cursori milanesi. Lo ha rivelato il collaboratore di giustizia Michele Vinciguerra, riferendo pure di un tentativo di abboccamento andato a vuoto con Lucio Miano, che è il fratello dello storico boss Jimmy. Queste sono le ricostruzioni fatte. Poi c'è una notizia molto curiosa che riguarda sempre la città di Catania. Ecco come ti camuffo la targa per evitare lo street control, che è l'auto che viaggia in giro per rilevare infrazioni. Dalle infradito al sacchetto di pattume penzolante, così si prova a gabbare l'occhio elettronico. L'assessore Porto dice: non sono furbi e se beccati rischiano pure il processo penale. Questo è un avvertimento, sia giusto, insomma. Vedete, qui c'è una foto emblematica, si mettono le ciabattine al lato della targa e quindi praticamente è impossibile individuare insomma, il titolare di questa automobile. Allora, altra notizia che riguarda sempre la città di Catania è una operazione fatta dalla Croce Rossa e anche dall'ASP, somministrazioni gratuite per gli ospiti di dormitori e mense, l'impegno di medici volontari grazie all'intesa tra la Croce Rossa e proprio l'ASP. Il commissario Lanza dice è un messaggio di responsabilità per la prevenzione rivolta alla tutela della salute dei più deboli, una bella iniziativa anche in vista, diciamo, delle prossime festività. Si cerca di tutelare chi non ha un tetto. Adesso andiamo a Palermo con questa foto in prima pagina con l'edizione di Repubblica, Far West Palermo, questo è il titolo scelto e vediamo perché. Dopo la rissa con spari in via La Lumia, i residenti del quartiere lanciano l'ennesimo SOS al comune e anche alle forze dell'ordine. Abbiamo paura, il sindaco La Galla: aumenteremo i vigili e freneremo le licenze dei locali. Questi i provvedimenti. Comunque in quella foto è impressionante, si vede chiaramente il braccio teso di chi spara, spara con il braccio a quanto pare. Un fotogramma praticamente molto impressionante. Spara. Questa è la prima pagina. Ancora i cittadini, il giorno successivo nessuna pattuglia, la denuncia dei cittadini. Ecco. Le indagini, video, bossoli e ferito e caccia al pistolero. Queste sono, diciamo, le indicazioni che arrivano. Poi un approfondimento che c'è anche nelle pagine interne: solo 50 euro per chi assiste i disabili, una notizia che fa pensare molto come, insomma, in che condizioni si trovano le persone che poi sono costrette veramente a dare aiuto e a sostenere chi ha delle difficoltà. Sui rifiuti, sulla prima pagina di Repubblica, l'intesa alla RAP salva le feste ma ora luci a rischio. Insomma, a Palermo non c'è pace. Una volta i rifiuti, una volta la luce, praticamente non c'è assolutamente pace. L'inchiesta Gamberoni con le nazzette, bufera all'ASP di Trapani, queste sono le notizie più significative. Allora, vediamo di capire qualcosa di più sui fatti principali. Dopo gli spari, SOS dai residenti in via La Lumia abbiamo paura, è stato consegnato al comune un dossier di 130 pagine sull'incubo Mala Movida. Il sindaco dice più vigili, l'assessore freneremo le nuove licenze ai locali. Ma questa è la soluzione? Non lo so, se frenare le licenze ai locali. Poi, a proposito dell'indagine, il ferito e boss di video, tra le tracce per risalire al pistolero della notte. L'identikit disegna un uomo alto, più di 1,80 m, dal fisico possente, le capsule di una semiautomatica calibro 7,65 all'esame dei carabinieri in cerca di un legame con altri casi. Comunque nessun giovane colpito da armi da fuoco si è presentato negli ospedali al momento, quindi non ci sarebbero
indicazioni in questo senso. E poi quello che è successo a Trapani con l'inchiesta Aspide, Gamberoni come mazzette, bufera sull'ASP di Trapani, 10 arresti della finanza, una nuova misura per Fabio Damiani condannato a 6 anni e domiciliari, la presidente del Consiglio Comunale in carcere sono finiti, la dirigente Giuseppa Messina e l'ex direttore sanitario Gioacchino Oddo. Queste sono le notizie che arrivano da Trapani che riguardano, diciamo così, la situazione della sanità. E poi c'è l'interrogatorio, abbiamo sentito, della postina di Messina Denaro che dice: ho voluto bene al Superboss ma ho capito di avere sbagliato, prima presa di posizione per la giovane accusata nei giorni scorsi di favoreggiamento. Questo è il resoconto di Repubblica. E invece la vicenda che riguarda la RAP, c'è un'intesa ma si apre il fronte AMG, blocchiamo gli alberi e il Capodanno. L'accordo su straordinari e turni scongiura le feste sommerse dai rifiuti, scatta però una nuova emergenza, l'abbiamo detto, il Comune rivede le sue scelte e ci potranno essere semafori spenti, strade al buio e disagi in tutta la città. Mi pare che le prospettive per questo fine anno non siano, diciamo, esaltanti per Palermo. Lasciamo la Repubblica, edizione di Palermo, adesso andiamo sul Giornale di Sicilia. Eccola qui, la notizia, il titolo principale: caccia ai barbari della Movida. Forse il danneggiamento di 3 auto alla base della rissa, sfociata poi negli spari, un esposto dei residenti, situazione fuori controllo, ma sulle regole il Comune non decide. Questo scrive stamattina il Giornale di Sicilia. Carabinieri al lavoro su telecamere, testimonianze per fare luce sulla notte di via La Lumia, si cerca ancora un possibile ferito. Poi ancora, in 200 ballavano in un palazzo di via Sant'Agostino, una festa non autorizzata, denunce e sanzioni. E comunque a Palermo non è che la situazione sia serena e tranquilla per nulla, direi. Lite in strada, un uomo è stato accoltellato, quindi diciamo che non si fanno mancare nulla. Non si vive serenamente, diciamo, a Palermo da questo punto di vista. Poi ho voluto bene a Messina Denaro ma ho sbagliato, l'interrogatorio di Martina Gentile. E poi ancora, vedete, luminarie a rischio, AMG Energia, i sindacati bloccano gli straordinari, quindi Palermo rischia di restare al buio. Ma al buio rischiano di restare anche, diciamo, i siciliani da un punto di vista sanitario, in qualche modo, perché sono arrivati i tagli al budget, c'è l'ira dei laboratori, contestano il nuovo tariffario che è stato varato da Roma, un decreto nazionale ha limitato i prezzi per le analisi cliniche, le associazioni siciliane e una batosta insostenibile annunciano che dal 1° gennaio si pagherà tutto, appello alla regione, non recepitelo. Si riapre, questa è una storia che diciamo che ciclicamente si ripresenta. Poi sanità e malaffare, 10 arresti a Trapani. Lasciamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, adesso approfondiamo le notizie che arrivano da Messina o comunque dalla zona dello Stretto, perché siamo sulla prima della Gazzetta del Sud. Messina, la manovra e i concorsi. Il sindaco dice: se avremo il nulla osta, presto centinaia di nuove assunzioni. Oggi in aula i documenti contabili del Comune, entro giovedì gli atti devono essere trasmessi al Ministero dell'Interno e vedremo che tipo di sviluppo si avrà in questo senso. Prima auto elettrica realizzata da una scuola, questa è una bella notizia. Esploit dell'Istituto Verona Trento di Messina hanno ripreso una vecchia auto, una Renault 5 abbandonata, e l'hanno trasformata in un prototipo di auto elettrica, unica nel suo genere perché realizzata dagli studenti e dai docenti del Verona Trento, e dunque si può fregiare del titolo di prima scuola italiana ad avere costruito questo modello di autoveicolo nei laboratori del progetto Meme portato avanti dall'istituto diretto da Simonetta Di Prima. Insomma, una bella iniziativa, i ragazzi in qualche modo si sono cimentati in qualche cosa di utile. Poi ancora a Taormina l'Aula cambia lo statuto di ASM, che adesso diventa una multiservizi, la municipalizzata diventa adesso prima referente di Palazzo dei Giurati per una serie di servizi da sempre
affidati ai privati, tra questi anche la raccolta dei rifiuti, e quindi qui c'è certamente lo zampino anche di Cateno De Luca che sta cercando di risanare il comune. A Barcellona, a Torrente Longa, hanno compiuto un altro step sulla messa in sicurezza, buone notizie, però dopo 12 anni dall'alluvione si compie un altro passo, arriva l'ultimo parere prima dei lavori che quindi ancora devono iniziare. Siamo sempre sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. E ancora vediamo invece qualcosa sulle pagine interne, visto che abbiamo il tempo. È proprio la serrata dei laboratori che vorrei approfondire, laboratori di analisi, prestazioni solo a pagamento, dal 1 di gennaio stop alle ricette al ticket, si pagherà a prezzo pieno. La giunta siciliana non ha ancora deciso se recepire il decreto. Il governo nazionale ha tagliato le tariffe riconosciute alle strutture convenzionate e quindi per tutti noi siciliani sarà un problema andare a fare, diciamo, le analisi cliniche. Direi che ci possiamo fermare qui per questo segmento di rassegna breve stampa. pausa, state con noi, buongiorno Sicilia, fra pochissimo alla rassegna stampa nazionale. A dopo. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo subito stamattina, lo facciamo con la prima pagina di Repubblica, con la COP28 che in qualche modo risulta essere una sorta di disastro, no? Gli sceicchi difendono i fossili, l'Europa minaccia il veto, trattativa serrata sul testo finale, la divisione sui tempi di uscita da greggio e carbone, l'OPEC e la Russia sostengono Riyadh, scontro con il commissario dell'Unione Europea, USA, testo da migliorare. Questa è la situazione. Nella bozza conclusiva di COP28 è scomparsa l'eliminazione dei combustibili fossili, la dicitura sul phase out da petrolio e gas carbone, dopo che in 4 formulazioni era presente nelle bozze precedenti e di fatto scomparsa. È di fatto inutile COP28 se non c'è la fuoriuscita neppure ipotizzata. E infatti poi nelle pagine interne Repubblica scrive: salta l'addio al petrolio, lo stop europeo dice inaccettabile, oggi l'ultimo giorno di vertice di Dubai, nella bozza finale si parla solo di ridurre consumo e produzione dei fossili, i paesi più colpiti dal cambiamento climatico, non firmeremo la nostra condanna a morte, gli Stati Uniti, un testo da rafforzare. Questa è insomma la notizia principale stamattina su Repubblica, questa è l'apertura. E poi le altre notizie ovviamente dalla prima pagina sempre di Repubblica che vediamo subito, diritti e politica, eccolo qui l'altro titolo, donne e il lavoro diseguale, rapporto INAP, la parità di genere non funziona, anche con gli incentivi all'occupazione femminile non supera il 40%, i contratti sono quasi sempre a termine o part-time forzati, le paghe basse diventeranno pensioni poverissime. Questo è il quadro. La Meloni intanto rinvia la ratifica del MES, la Schlein basta bluff, lo voterete, questo dice la Schlein. Poi ancora la Serracchiani, via dal governo chi perde l'onore, questa è un'intervista alla Serracchiani del PD, dal resto del mondo. Polonia si cambia, svolta europeista, incarico a Tusk. Poi ancora Gaza, insieme ricchi e poveri in fila per il pane, perché la situazione là è uguale per tutti. E ancora gli Stati Uniti, il grande laboratorio delle elezioni, e vedremo come andranno queste elezioni. Dal Covid in farmacia il boom dei test fai da te, e quindi c'è un ritorno del Covid, e c'è intanto, per quanto riguarda lo sport, il ritorno di Ibrahimovic al Milan e scuote proprio il club rossonero, ma vedremo quale sarà poi effettivamente il suo incarico. Lasciamo a questo punto Repubblica, siamo invece sulla prima pagina del Corriere della Sera, che apre invece con l'Europa, sanzioni per Hamas, Zelensky a Washington, noi l'ultima frontiera est, il mistero Navalny pare che sia scomparso dal carcere, non si hanno sue notizie. C'è la proposta di Bruxelles con i ministri degli esteri di Roma, Berlino e Parigi, i RAI
slide sulla striscia. Questa è la situazione. Poi ancora, vedi, COP28, nella bozza non c'è l'eliminazione, lite sui combustibili fossili e la nomina e la svolta europeista della Polonia. Da oggi c'è il nuovo governo. Intanto in Italia Meloni sul MES, attacca il PD, alta tensione con la Schlein, vedremo altre polemiche e altre, diciamo, altri strascichi sicuramente. Turista cade a Roma su una scala mobile, 3 ore per l'ambulanza. Bene. Questo è il caso, un infarto, se fosse stato un infarto sarei morto lì, queste sono le parole del turista. Appena dopo i guai terribili all'ospedale di Tivoli, che è lì vicino. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. A Londra lo studente italiano è rimasto paralizzato dopo un tuffo, lottare per la libertà, io l'ho persa, la laurea e il discorso, una ovazione per questo giovane, si chiama Leonardo Lotto, dopo aver completato gli esami si è laureato a Londra, lottare per la libertà che è il valore più importante, quella libertà che io ho perso. Queste sono le sue parole forti, diciamo, e significative. Altra prima pagina che andiamo adesso a vedere è quella della Stampa, perché ha un'apertura un po' diversa rispetto a tutte quelle che abbiamo visto fino a questo momento. Si parla di migranti e imprese, c'è lo schiaffo dell'Unione Europea. Cosa significa? Vedremo di approfondire. Minorenni nei centri per gli adulti, Conte e la Schlein all'attacco, fanno cassa sui diritti dei più fragili. Da Bruxelles diciamo, vengono respinte le richieste del governo. Nel bilancio i fondi per l'accoglienza passano da 12 a 8 miliardi di euro. E ancora il MES della discordia, c'è uno scontro tra Meloni ed il PD. E ancora, perché a noi conviene il vecchio patto europeo. Sono delle riflessioni, delle analisi che riguardano evidentemente quelle che sono le dinamiche, i rapporti tra il nostro paese e l'Unione Europea. Poi ancora l'Italia che non funziona, ecco cosa dice la Stampa: studiare con 9 gradi le classi della vergogna, perché praticamente in classe non ci sono i riscaldamenti, e poi le altre note dolenti: ospedali, treni, scuole, dove nasce il declino. Questo è l'approfondimento che viene fatto stamattina dalla Stampa, che torna anche sull'Ucraina, perché Zelensky è andato da Biden, senza nuovi aiuti fate il gioco di Putin, e c'è il mistero di Navalny. In Medio Oriente c'è la rabbia dei coloni, via i palestinesi. Questa è una situazione certamente tutta in evoluzione e in divenire. Dalle pagine interne vedremo che ci sono fortissime tensioni. Io vivo su TikTok, invece una delle fotonotizie, New Martina e gli altri campioni social. C'è una pagina intera dedicata proprio a chi vive. Hanno lasciato questo mondo dove le cose non funzionano e vivono in un mondo parallelo. Esattamente. Io sogno sul set, e invece sono le riflessioni di Tony Servillo, vorrei una regista donna, queste invece le sue parole. Questa è la prima pagina della Stampa. Adesso siamo ad Avvenire, petrolio per altri 30 anni, questo è subito c'entra, ecco il risultato. Ecco, subito, immediatamente, inutile fare previsioni, vanno in pensione le auto a benzina, le auto diesel, ma queste sono le prospettive. Rabbia dal fronte anti-idrocarburi che comprende l'Unione Europea, l'America Latina. Per loro non basta l'impegno ad azzerare le emissioni nette intorno al 2050. La conferenza di Dubai dovrebbe chiudersi oggi, ma andrà avanti a oltranza, scrive Avvenire. Tra gli obiettivi fissati dall'ultima bozza di sintesi di COP28 salta l'eliminazione dei combustibili fossili, successo per le petropotenze, evidentemente quelle che vivono di petrolio, e quindi cioè i paesi del Golfo sicuramente ne hanno bisogno, no? La loro economia si fonda su questo. Hamas sugli ostaggi, no anche a Putin, fallisce il piano di mediazione russo. E poi ancora migranti, boom di irregolari, Francesco sono persone, le parole del Papa. Prima pagina adesso del Giornale. Svolta no green, questo è subito la sintesi. Salta il tabù sulla benzina, COP28, cancellata dalla bozza l'eliminazione dei combustibili fossili, Bruxelles inaccettabile, e c'è l'ira anche degli Stati Uniti. E ancora, se gli arabi salvano l'Unione Europea, dagli
ecodeliri, una riflessione, il paradosso. Che loro non sono tanto dispiaciuti, quelli del giornale, sono abbastanza contenti. Esattamente. E poi ancora Sunak, Roma e Spalletti, pienone alla festa di Fratelli d'Italia. Il caso ONG Chiesa, vogliamo una nuova Genova, ecco i piani eversivi di Casarini, così scrive stamattina il giornale, che lasciamo per andare a leggere Il Fatto Quotidiano. Vediamo un po' l'apertura. Unione Europea, il governo, eccolo qui il titolo, il governo chiede di spiare i giornalisti. Niente meno. Roma blocca tutto e l'unica a minacciare il no, legge sui media. Questo è quello che scrive la banda dei 7. Italia, Francia, Cipro, Svezia, Malta, Grecia e Finlandia vogliono usare programmi spia sui cronisti. La scusa: sicurezza nazionale. Come se già forse in parte questo non avvenisse. Non avvenisse. Andiamo sul Libero adesso, leggiamo qua i conti di fine anno. Qua, sul Libero fanno i conti proprio a chi guadagna, cosa prende la 13ª, a chi prende la 13ª. Chi ci guadagna con la 13ª, la mensilità natalizia sarà più ricca per 10 milioni di italiani. Boom dei consumi, ogni famiglia spenderà 300 euro in più. Quindi prima abbiamo letto che con l'aumento delle tariffe delle assicurazioni si spenderà di meno a Natale. Qui Libero invece dice che si spenderà di più. Meloni si chieda perché nessuno attiva il MES. Questa è la riflessione del capo del governo. E poi ancora... Morandi, guarda. C'è Morandi, il tifoso Morandi, perché il suo Bologna sta andando alla grande, è quarta in classifica, quindi un successone. Questo Bologna mi fa sognare, sono le sue parole. Intanto Spalletti, fratello d'Italia, dice sì a Giorgia, il CT della Nazionale, ospite proprio alla festa di Fratelli d'Italia. Ma tornando alle notizie un po' più serie, sicuramente di gente più seria, sorpresa la COP28, salvate il petrolio, ma è meglio così, anche Libero in qualche modo è in direzione, soddisfatto, nella stessa direzione che abbiamo letto sul giornale. Adesso vediamo cosa scrive Sole 24 Ore, perché per la crescita mancano 40 decreti, appena 40, vediamo di che cosa si tratta. Dal Conte 1 ad oggi, accantonati o da sbloccare fondi per incentivi dalla transizione green alle filiere. Piccole e medie imprese, ex Silva, Nuova Sabatini, start-up innovative in attesa di provvedimenti attuativi. Quindi senza di questi non si può andare avanti. La Meloni intanto vede spiragli sul patto di stabilità dell'Unione Europea. E poi ancora... Così l'intelligenza artificiale manipola i titoli in borsa, quindi già si hanno le prime indicazioni e le prime interferenze, chiamiamole così, vogliamo chiamarle così, le prime interferenze dell'intelligenza artificiale su quella che insomma ha anche le quotazioni in borsa. Direi che ci possiamo fermare qui. Va bene, ci fermiamo e adesso vediamo che tempo fa, poi ci saranno i nostri ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì variabile sulla nostra penisola, giornata infatti di alternanza tra sole e nubi, con qualche occasionale piovasco sull'arco alpino, Levante Ligure ed Alta Toscana. In serata aumento dell'instabilità sulle regioni centro-settentrionali. Nel dettaglio ora la Sicilia, ampi spazi soleggiati nella giornata di martedì, con un po' più di variabilità su settori tirrenici, con qualche nuvola in più di tanto in tanto ma senza particolari conseguenze. Temperature in aumento con valori massimi che riusciranno anche a sfiorare i 19-20 gradi. In aumento anche le minime. Nel corso della giornata di mercoledì sempre tempo variabile con alternanza tra sole e nubi, specialmente sui settori occidentali della regione, ma senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni. La ventilazione debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi, temperature in ulteriore aumento con valori anche oltre i 20 gradi. Ma per maggiori dettagli ed approfondimenti vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua.
italiana, l'abbiamo sentito qualche giorno fa al nostro telegiornale e abbiamo piacere di riascoltarlo adesso qualche minuto in più, perché lui propone una nuova legge contro chi paga il pizzo. Adesso poi ti spiegherà perché uno che già paga poi deve anche avere una legge che in qualche modo diciamo così, lo penalizza. Ma innanzitutto riassumiamo rapidamente il caso Doppiopetto, la vicenda diciamo dell'inchiesta più recente sul racket e sul pizzo a Catania, ha rivelato che cosa? Che pagano tutti. Che pagano tutti, sì. Cioè? Pagano tutti perché ormai il pizzo è diventato una abitudine da parte di imprenditori e commercianti e la sensazione è che paghino tutti a tappeto in tutta la Sicilia. Purtroppo il problema è che noi siamo imprenditori, io sono un commerciante, sono un farmacista, e noi mettiamo in conto le entrate e le uscite. Quando il pagamento di una tassa, che può essere il pagamento del pizzo, è benissimo sopportabile dall'imprenditore, l'imprenditore preferisce pagare. Insomma, tutto sommato. Non sono più richieste esorbitanti. Anche questi 4.000 euro che venivano chiesti a questo imprenditore 1 o 2 volte l'anno, in confronto ai milioni di euro che fattura, non sono nulla. Così come ormai nei commercianti la richiesta è di poche centinaia di euro l'anno. Quindi sono facilmente sopportabili dall'economia dell'azienda. Quindi diceva uno, perché fare tutta questa manfrina, basta pagare e risolviamo il caso. E il problema è che arrivano a pagare anche figure insospettabili, abbiamo visto, o perlomeno con parenti, vicini, sì, eccetera. Sì. Nel silenzio più totale di tutti. Cioè quello che mi stupisco di questa vicenda è che non c'è stato uno scatto da parte della società civile catanese. Io non credo di aver visto, letto delle dichiarazioni da parte dei politici catanesi, da parte di altre associazioni, Confcommercio, la categoria degli imprenditori edili, nessuno che abbia preso una posizione netta di condanna rispetto al pagamento del pizzo. Sì, ovviamente ci stiamo riferendo a una delle conseguenze indirette di questa inchiesta che ha portato alle dimissioni del presidente della Confindustria catanese. Ecco, ma perché secondo lei non c'è questa presa di posizione della società civile? Perché non si ha la contezza di che cosa vuol dire pagare il pizzo. Pagare il pizzo è un atto. Per questo noi diciamo che deve essere punito, poi vedremo come. Perché quando io pago il pizzo non sto dando 100 euro a un padre di famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese e mi chiede i soldi per dare da mangiare ai suoi figli. Noi stiamo pagando la mafia, questo deve essere ben chiaro. Noi paghiamo dei delinquenti. Quando io do 4.000 euro a un esponente mafioso, devo avere ben in mente che sto pagando i soldi per acquistare della droga, acquistare delle armi, pagare le famiglie dei delinquenti che stanno in carcere in modo tale che non si pentano, e paghiamo paradossalmente anche la bomba carta che verrà messa nel vicino di bottega o addirittura nel rivale. Quindi chi paga non è più una vittima, ma è un favoreggiatore. Involontario, naturalmente. Volontario. Perché volontariamente sta scegliendo di pagare. Non abbiamo più la scusante degli anni 90 in cui era uno stato di necessità il pagamento del pizzo. Io dovevo pagare perché se no la conseguenza era la mia vita, la vita dei miei familiari, la mia impresa. Ormai abbiamo una presenza delle forze dell'ordine, della magistratura, dei prefetti, noi stiamo seguendo dei casi a Caltanissetta,
in cui il prefetto è a nostra completa disposizione, così come il colonnello dei carabinieri, il questore. Sì, Quindi anche ci qui a sono Catania le leggi. le forze di polizia più volte hanno lamentato questo fatto, cioè invitando ovviamente imprenditori, commercianti, eccetera, a denunciare, cioè, fatelo, denunciate, perché questa è la sola maniera per, diciamo, stroncare questo giro. Però, come dire, prevale sì, la paura in fondo, no? È sempre quella. Io lavoro tranquillo, è stato detto, l'abbiamo sentito, dice, e così io gli do questa somma che non è enorme, come dice lei, e lavoro tranquillo. Più che paura è la convenienza, l'acquiescenza. Io preferisco pagare, mi evito problemi, ma non di paura della mia vita o altro. Evito il problema di dover andare a sporgere denuncia, poi di dover magari subire un piccolo danneggiamento, la colla nel lucchetto, nella serratura, il piccolo attentato. Ma in realtà ormai queste sono scuse del passato. Il procuratore Zuccaro lo ha detto, bisogna denunciare. Ormai abbiamo tutti i mezzi per poterlo fare. Abbiamo una legge che è la legge 44 per i ristori, che permette a chi subisce un qualsiasi tipo di danno di essere pagato in tempi brevi dallo Stato e quindi di poter riniziare nuovamente l'attività. Pagare il pizzo vuol dire favorire la mafia, su questo non ci devono essere dubbi. Quindi arriviamo al punto, lei dice non è più il momento, come dire, degli appelli, delle richieste, delle sollecitazioni, qui cioè, non ci sentono, allora ci vuole una legge che li punisca addirittura. Esattamente. Di che si tratta? Allora, innanzitutto già esiste una legge proposta da noi, dalla Federazione Anti-Racket Italiana, che nel 2009 l'allora ministro Maroni ha trasformato in legge, in decreto legge, che è entrato poi nel pacchetto sicurezza, per cui le imprese che hanno rapporti con la pubblica amministrazione pagano il pizzo e quindi vengono indagate, per questo si riconosce il pagamento del pizzo, vengono escluse per un anno dalla possibilità di partecipare a bandi pubblici. Purtroppo questa è una legge che non viene applicata, raramente è stata applicata. Bisogna estendere questa legge anche alle concessioni da parte dello Stato, tipo le concessioni balneari, parliamo di lidi, o anche alle concessioni comunali, quindi gli spazi pubblici dei ristoranti, dei bar. Bisogna anche considerare chi paga il pizzo come un favoreggiatore della mafia, perché questi appelli che vengono rivolti da procuratori, forze di polizia, rimangono totalmente inattese, cioè nessuno si presenta, perché non è conveniente presentarsi. Mi faccia capire la contraddizione che lei mette in evidenza. Lei dice chi paga in realtà può partecipare poi ai bandi pubblici, invece chi denuncia no, è così? Esattamente. Cioè? Anche perché si è visto che se io imprenditore onesto denuncio la richiesta di somma da parte di un funzionario pubblico di un piccolo comune, nella gara successiva, ormai sono gare a chiamata diretta, non vengo chiamato. Perché? Perché io passo per l'imprenditore che crea problemi, invece quello accanto che è disposto a pagare viene invece considerato come un buon imprenditore, anche perché ormai sono diventati talmente furbi per cui ti dicono: tu hai vinto la gara d'appalto per il comune per quest'opera, facciamo una piccola aggiunta di un lavoro di 5.000 euro che tu non realizzerai mai. Io comune, ti pago questi 5.000 euro di lavoro che tu non hai mai fatto e me li restituisci. Quindi tu in realtà non hai pagato nulla, non hai uscito nulla dei tuoi soldi. È un risarcimento, è un risarcimento clandestino. Sì. È legale questo? No, non è legale, però chi lo denuncia poi viene penalizzato. È la sua proposta?
La nostra proposta è quella di sedersi al tavolo con le istituzioni. Abbiamo avuto un ottimo feedback da parte della Commissione Antimafia siciliana col presidente Carcolici, per cui bisogna da lì iniziare e trovare delle forme di... Può togliere il microfono e parlare con quello lì? Delle forme di... Credo. No, continui. Di legge per cui si possa continuare a bloccare quello che è il pagamento del pizzo. E come si fa? Vediamo concretamente, mi faccia capire. Concretamente, allora, si può estendere questa norma, questa legge del 2009, che poi è stata ripresa negli appalti pubblici nel 2016, estendendola anche per quanto riguarda non soltanto la partecipazione di opere pubbliche, ma anche di appalti pubblici. Parliamo di mense, di imprese di pulizia che lavorano con il pubblico, andando a togliere quelle che sono le concessioni. Io sono un ristorante che ha lo spazio pubblico dato dal comune, si viene a sapere che io pago il pizzo e non l'ho mai denunciato, e addirittura quando viene scoperto, perché succede anche questo, davanti al procuratore, davanti alla magistratura, nego l'evidenza. Si viene a sapere perché lo dicono i mafiosi arrestati. mafiosi, perché c'è una intercettazione. Allora io lo nego. E allora a questo punto viene automaticamente a decadere la possibilità di avere lo spazio pubblico da parte del comune. Cioè viene penalizzato nella propria attività. Sì, dobbiamo colpire l'imprenditore nella sua parte più importante, che è la zona economica. Certo. E quindi, per esempio, un negozio che paga il pizzo e l'ha sempre pagato e lo paga da 20 anni, magari abbiamo anche negozi importanti a Catania che lo fanno, si viene a sapere, viene revocata la licenza per un tot di mesi, come si fa per esempio ai bar in cui, nei ritrovi pubblici in cui sono frequentati da delinquenti e mafiosi, e quindi il questore decide la chiusura per un paio di settimane. Stessa cosa si deve fare in queste. Se possono trovare altre soluzioni, ma si deve intervenire per costringere chi paga il pizzo a denunciare. Le forze politiche la stanno seguendo? Abbiamo avuto, come ho detto, un ottimo incontro con la Commissione Antimafia. A livello nazionale abbiamo il nostro presidente onorario Tano Grasso che sta lavorando con la Commissione parlamentare antimafia, con l'onorevole Colosimo. Si sta lavorando per questo, si deve fare molto di più. Ci vuole uno scatto da parte anche dell'opinione pubblica, perché purtroppo queste leggi vanno avanti e vengono portate a termine solo dopo grandi eventi mediatici che creano quell'impressione, quell'emozione, eccetera. Speriamo che non avvengano, e speriamo invece che lei ci possa dare al più presto notizie positive in questo senso. L'obiettivo ovviamente è quello di non foraggiare, come diceva un attimo fa Terranova, non foraggiare la mafia, anche se uno lo fa soltanto perché vuole stare tranquillo e pensa così di avere risolto il problema. Grazie, in bocca al lupo per la sua impresa, ci faccia sapere gli sviluppi, speriamo che possano essere al più presto positivi. Facciamo una breve pausa e tra poco ci sarà un grande ritorno della musica popolare italiana, quella di Eugenio Finardi. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è venuto il momento della musica ribelle, quella di Eugenio Finardi, in collegamento con noi, che torna in Sicilia nel suo tour Eufonia Tour. Giusto Eugenio? Bentornato. Io lo pronuncio eufonia, ma comunque vale, gli antichi greci non ci sono per dirci chi sbaglia. Quindi... Sei un cultore della classicità, quindi giustamente ci correggi. Senti... piace... Sì. Prego. Mi piace molto la civiltà greca, di cui ci sono tantissime tracce nella Sicilia orientale. Ma questo tour è un tour lunghissimo, è vero? Mi dicono che è infinito. Quanto dura? Io sono
sono sempre in tour, perché quando mi arriva un'idea particolare, un'ispirazione, un piccolo miracolo, come è stato in questo caso con Eufonia, che è questa suite di un'ora e passa, senza soluzione di continuità, in cui le canzoni diventano strofe di una metacanzone che racconta il nostro tempo, la nostra storia, il futuro, l'amore, la vita, e che è nata con un preciso scopo, che è quello di guarire dalla malinconia, dalla solitudine del lockdown. Bellissimo tutto questo, bellissimo. Però hai anche questa suite distinto dei brani. Qua leggo che ci sono 15 brani e ce n'è poi anche uno in più che si chiama Patrizia. Sì, Patrizia, perché è un progetto sempre in venire. Quando ci stufiamo di una canzone non la sentiamo più con l'intensità e con la verità che secondo me il pubblico merita, la sostituiamo con un'altra canzone e poi si ricambia tutti come l'acqua del mare, no? Il principio rimane appunto di questa esperienza, che è veramente molto forte. Cioè, chi pensa che sia un concerto solo di canzoni, così, di musica leggera, ecco, senza imposizioni, senza calcoli commerciali, però artisticamente ho raggiunto la totale libertà e sono molto felice. Ma siamo felici per te, anche noi naturalmente, Eugenio. Poi noi siamo legati da un'antica amicizia, quindi la gioia è doppia, duplice. Volevo chiederti qualcosa, ne approfitto. Scusa, abbiamo un personaggio come te. Parlaci un po' della musica di oggi. Che impressione ti fa? Rap, trap, questa musica che amano tanto i giovani, i ragazzi? Io ho una figlia di 24 anni, quindi la sento e a me non dispiace. Non mi dispiace proprio per l'aspetto sonico, no? Io sono uno che dà molta importanza alla musica e alle sonorità, alla voce e tutte queste novità, anche l'autotune, che sembra, se serve ad aggiustare una voce sbagliata, è così, insomma, discutibile, ma quando l'ha usato Paul McCartney invece per ottenere quel particolare effetto, allora va bene, allora sì. E io non sono contrario a questi nuovi strumenti, non li so usare, non li ho mai usati, ma anche perché l'autotune con me non funziona, perché non stono. Sono nato in una cantantina. Modestamente, no, non è modestamente, è il contrario. Cioè a me sono proibite le note, per esempio, della musica orientale, i quarti di tono, il rebetico greco. Io non li posso cantare perché sono come un pianoforte, i tasti bianchi e neri, e lì mi fermo. Meraviglia, Eugenio. Ancora, ascolta, ma Sanremo ti tenta o ti tentano quelli di Sanremo? No, ci hanno provato con te. No, Sanremo è... Se lo conosci lo eviti. Perché? Perché io ho fatto 3 Sanremo in vita mia con il patto che non avrei mai vinto. Cioè, nella costruzione di Sanremo più o meno c'è la rosa dei 5 possibili vincitori. Mettiamoci un sesto come sorpresa inaspettata. E poi il resto, le posizioni sono più o meno decise. Io sono andato, per esempio, l'ultima volta sono andato l'anno dopo la vittoria di Vecchioni e si sapeva che non poteva vincere un altro anziano cantautore, quindi sono andato per perdere. No, è divertente fare Sanremo, però adesso veramente non ne avrei la forza fisica. Sanremo è diventato prima era una corsa attorno all'isolato, no? Adesso è un Giro d'Italia, cioè arrivi a Franco alla fine. Bene, allora Eugenio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato con noi. Io sono felicissimo di averti ritrovato. Approfitto di te
cosa mi devo mettere in valigia? Perché mi dicono che a Modica, eccetera, fa freddo come a Milano. Io non ci credo, ma... Ma io un cappottino me lo metterei, una giacca a vento. Ti consiglio, eccolo qua, cuccatelo. Grazie Eugenio Finardi, domani sera a Piazza Armerina, giovedì a Modica nella sua Eufonia Tour, un grande ritorno di un grandissimo cantautore. E adesso l'almanacco o la pubblicità, vediamo qualcosa. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, allora, dobbiamo dare un'occhiata alle stelle e lo dobbiamo fare nella maniera migliore con Marco Amato. Marco, ci sei? Ci sono, buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Scusa, la tazzina, ma questa è una tazzina aerodinamica, com'è? Beh sì, ergonomica per meglio dire. Quindi ha tutta una serie di prese decisamente interessanti, anche perché è una déco. Il déco è uno spazio, è uno stile estetico che interviene anche sulla forma e sulla funzionalità degli spazi e delle forme. È uno stile che nasce con il Liberty, ma è un Liberty che perde le foglie e che viene utilizzato prima di tutto in ufficio. Il déco poi, con il rigorismo del futurismo dopo gli anni 20, 30 e 40, diventa lo stile più affermato per l'eleganza di rappresentanza e soprattutto nella gioielleria. I più bei gioielli italiani sono déco. Déco. Ci hai stesi, va bene, complimenti. Allora, vediamo un po' le stelle adesso. Allora, oggi ho il novilunio in Sagittario. Ieri abbiamo parlato di una bellissima Sagittario che è Taylor Swift, di cui sono fan. Oggi mi rivolgo sempre ai segni di fuoco e parlo di una scoppiettante e simpaticissima Simona Ventura. Visto che le stelle privilegiano per adesso i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, parlo di questa bella Ariete che ha un po' commosso e stupito tutti, lei assieme al suo compagno che è Giovanni Terzi, perché c'è stata una proposta di matrimonio addirittura in diretta a Ballando con le Stelle. Ecco, Terzi gli ha chiesto di sposarla. Un momento molto emozionante e vibrante di questo amato programma, di questa kermesse di ballo, in cui c'è stato questo momento assolutamente delizioso, carico di sentimento e di speranza. Ariete e Simona, sempre entusiasta, un'esplosione primaverile e vitale. Sicuramente il carattere della signora Ventura è assolutamente in tono col suo segno zodiacale. Un Ariete sempre forte, pronto a ricominciare sempre. Terzi e invece è un Cancro. Di fondo i due segni zodiacali sono un segno di fuoco e un segno d'acqua. Il romanticismo e la profondità del Cancro e l'entusiasmo dell'Ariete possono dare dei risultati assolutamente eccezionali. Quindi gli auguriamo, sotto le stelle, da Ballando con le Stelle a quelle di Marco Amato, una felice unione e un bel proseguo di vita insieme. E a proposito di romanticità, vi ricordo che il novilunio rappresenta sempre la fase di rinascita della fase lunare, quindi ogni segno zodiacale viene influenzato dalla voglia di ripartire in qualche modo in termini di entusiasmo e di impostazione emotiva della propria vita. Chiaramente Ariete, Leone e Sagittario sono i più privilegiati, in particolare Sagittario, che unisce la potenza della Luna a quella del Sole, ancora per poco presente nei suoi gradi, e del focoso Marte, quindi passione, azione, voler stare bene. Cosa che influenza anche l'Ariete in termini di ricostruzione affettiva, un Ariete che si è molto dedicato al lavoro e a famiglia, ma che adesso sta pensando di nuovo a se stesso e a vivere le passioni, anche se per adesso non ha un terreno del tutto sicuro intorno, ma che sta costruendo e ipotecando sul futuro. Il Leone, che invece sta ricominciando a pensare in grande, perché probabilmente un viaggio di lavoro, dei contatti all'estero lo stanno stimolando in una maniera espansiva. Stanco di guardare nel proprio orticello, il Leone ha voglia di esplodere e di brillare in un panorama molto più ampio, e il 2024 vi assicuro vi darà modo di fare questa operazione. Se va bene ai Fuoco, chiaramente va bene anche agli Aria, proprio perché Acquario, Gemelli e Bilancia, anche
anche se sono con una voglia di ripartire, di reimpostazione. I gemelli però è il novilunio in opposizione, il che significa che proprio egli, tra i 3 segni d'aria, è quello che dovrà mettere più di tutti in crisi la dialettica affettiva e relazionale con cui si relaziona al proprio mondo affettivo, mentre invece la bilancia è assolutamente di nuovo entusiasta e presa da un piglio in positivo, una bilancia che è sempre il segno della diplomazia, ma che prende in mano l'egida della spada di Marte e tuona facendo le proprie ragioni e imponendole se è il caso. Acquario, sempre il serbatoio della fantasia dello zodiaco, questo segno zodiacale sta di nuovo riprendendo l'entusiasmo amicale di affinità elettiva e vulcanicamente si propone di varare nuovi progetti. L'amore lo sorprenderà proprio in queste settimane. Chiaramente gli acqua sono un pochino più sottotono con questo novilunio, perché i pesci devono tatticamente decidere cosa è più conveniente per loro, mentre invece lo scorpione ha questo novilunio di seconda casa, uno scorpione in casa e che assolutamente gode di benefici economici che adesso hanno bisogno di una pianificazione più a lunga gittata, mentre invece il cancro dovrà ridimensionare un po' le sue dinamiche affettive, un po' troppo esuberanti, dovete tenere conto anche dei sentimenti altrui. E per ultimi terra, il toro che finalmente finisce delle opposizioni importanti, per cui c'è un attimo di respiro maggiore per questo segno zodiacale che quest'anno è stato molto vessato dai rapporti planetari. Adesso un po' più di leggerezza. Leggerezza non è proprio il termine che invece attribuisca alla Vergine, che invece si deve barcamenare su tutta una serie di accordi per risistemare un po' un organico di cui non riesce bene a trarre una direzione portante. Capricorno, sempre più innamorato, perde l'appoggio zodiacale di alcuni pianeti, ma si fa più intuitivo e non gli dispiace per adesso darsi all'amore e alle passioni, un'inedita forma di relazione per i Capricorno, che in genere sono sempre degli ottimi lavoratori. E detto questo, vi auguro una splendida giornata e buon pomeriggio con Antenna Sicilia. Tanti auguri anche a te, poi con quella tazzina Decò è una cosa meravigliosa, è un caffè che vale doppio, fantastico. Grazie a Marco Amato, è il momento del nostro almanacco. Per creare ghirlande profumate raccogliete dei rametti di rosmarino o cannella, intrecciate gli aromi naturali con fili decorativi e formate delle ghirlande. Appendetele in casa o sull'albero di Natale, perché oltre ad aggiungere un tocco natalizio rilasceranno un profumo irresistibile. Le stelle visibili ad occhio nudo sono state classificate nel II secolo a.C. dall'astronomo greco Ipparco, che le suddivise secondo la luminosità, un sistema in uso ancora oggi. Sono circa 6.000 in tutto, ma a causa dell'inquinamento luminoso delle nostre città se ne vedono appena 240. Chi non conosce il modo di dire sin nuddo, ammiscato, cunnenti? Beh, diciamo che non è bello sentirselo rivolgere, davvero. Tradotto in italiano, perde il suo valore, la sua verve, significa sei nessuno mescolato col niente. Diciamo che questo modo di dire è così famoso da essere inserito in un film davvero toccante, ovvero I 100 passi, diretto da Marco Tullio Giordana, sulla storia dell'attivista Peppino Impastato. È il momento delle notizie. C'è una pillola adesso che arriva da Ferrara perché è stato, pensa, scovato un ladro di bicicletta, 80 anni ancora all'opera, in casa ne nascondeva 56. Dopo le segnalazioni di tanti furti, i vigili si sono insospettiti perché ogni giorno l'uomo pedalava su un mezzo diverso e nel 2022 sono state trafugate 320.000 due ruote. Qui c'è la foto con tutte le bici che sono state trovate a casa sua. Certo che ce n'è di personaggi nel nostro paese. Allora, e anche nel passato, il 12 dicembre del 1865 Luigi Luzzati, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, ha fondato la Banca Popolare di Milano, quella lì. L'istituto ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita industriale del capoluogo lombardo. La prima sede è stata Palazzo Marino, che poi è diventata invece la sede del comune. Il 12 dicembre del 1901, nonostante il fortissimo
fortissimo e gelido vento, Guglielmo Marconi riceve un segnale radio transoceanico, non uno qualunque, il primo messaggio radio fra l'Europa e l'America. E ancora, il 12 dicembre del 1913 Vincenzo Perrugia è stato arrestato, fu arrestato a Firenze per avere rubato la Gioconda di Leonardo da Vinci. Soltanto la Gioconda. L'imbianchino italiano era convinto che il quadro apparteneva di diritto all'Italia e aveva compiuto il furto con un'imbarazzante semplicità. Lo aveva nascosto questo dipinto sotto il cappotto. Veniamo al 12 dicembre del 67, quando debutta sul grande schermo Indovina chi viene a cena. Guardateli qua, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, ecco qua, poi c'era anche Sidney Poitier. La sapiente regia di Stanley Kramer gioca con le ambiguità e gli stereotipi del tempo. Il 12 dicembre del 69 è passato purtroppo alla storia per la strage di Piazza Fontana, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Vedete là il buco che ha provocato la bomba, una borsa con dentro 7 kg di tritolo, uno dei più sanguinosi attentati compiuti in Italia, segna l'inizio della strategia della tensione. Qualche anno dopo, siamo al 12 dicembre del 1974, Mick Taylor, lo state vedendo, lascia i Rolling Stones. Nel 1969 era stato contattato per sostituire temporaneamente Brian Jones, ma poi divenne anche lui un componente del gruppo. Le incomprensioni con Kate Richardson sono state proprio alla base del divorzio. Un'altra notizia adesso sul grande Leonardo da Vinci. Il 12 dicembre del 1980 il magnate Hammer paga 5 milioni di dollari per un taccuino appartenuto allo scienziato. Stiamo vedendo per l'appunto qualche elaborato di Leonardo. Alcuni esperti ritengono che questo libretto sia servito proprio per disegnare lo sfondo della Gioconda. Cominciamo ad augurarvi con un po' di anticipo buon Natale, adesso vediamo come. Il 12 dicembre del 1915 è nato Frank Sinatra, che è morto poi nel 98, eccolo qua, un ritratto giovanile, un mito in parte italiano perché suo padre era siciliano, la madre originaria della Liguria, lo chiamavano The Voice, ha ottenuto negli anni una fama eccezionale, ma era anche un grande attore, infatti ha vinto 2 Oscar. Per salutarci, visto che ci avviciniamo al 25 dicembre, vi proponiamo Have Yourself a Merry Little Christmas, passate un piccolo Natale felice, resa famosa da Judy Garland nel film Incontriamoci a St. Louis e successivamente registrata da Sinatra e poi anche da Michael Bublé. Have Yourself a Merry Little Christmas. Buon Natale con larghissimo anticipo, noi comunque ci vediamo domani. Buona giornata intanto.